Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti della mattina. In apertura la politica con l'autosospensione del deputato Carlo Auteri da Fratelli d'Italia in seguito a una inchiesta che ha visto protagonista l'associazione della madre. Voglio che sia fatta piena chiarezza su ogni aspetto delle accuse che mi sono state rivolte e lo farò carte alla mano con la massima trasparenza e serenità, ha dichiarato il deputato. Passiamo alla cronaca con un incidente mortale avvenuto sull'autostrada 19 Palermo-Catania. La vittima è un bambino di 8 anni, Gioele Tempra, che viaggiava in auto col padre, è rimasto ferito insieme al conducente dell'altro mezzo coinvolto. È giallo a Catania, dove al porto è stato ritrovato il cadavere di un uomo all'interno della cabina di un piccolo peschereccio. Si esclude la possibilità di una morte violenta, mentre quella per cause naturali appare la più probabile. E rimaniamo nella provincia etnea con un colpo andato a segno all'Unicredit di Trecastagni. Alcuni malviventi intorno alle 3 della notte hanno portato via il bancomat con un escavatore risultato rubato e abbandonato sul posto. E in chiusura lo sport con il pareggio per 1-1 del Palermo contro il Frosinone. I rosanero sono subito passati in vantaggio con Insigne al secondo minuto di gioco. Gli uomini di Greco dal canto loro sono riusciti ad equilibrare il risultato dopo meno di un quarto d'ora con Bracaglia. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi con nuovi aggiornamenti.